Amen. Gloria a Dio per come già si è manifestato in mezzo a noi questa sera, attraverso le lodi, attraverso questo tempo profetico che abbiamo avuto insieme. Facciamo una preghiera, poi vi lascio sedervi. Signore Gesù, ti ringrazio, Signore, per come già hai agito in mezzo a noi questa sera. Ti ringrazio perché noi crediamo, Signore, che Tu abbia già preparato un terreno fertile dove seminare la Tua parola, Signore, nei nostri cuori. Benedici, Signore, la Tua Chiesa, che questa sera la Tua parola possa essere lo strumento che Tu vuoi usare per trasformare le nostre vite, i nostri intendimenti. Nel nome di Gesù, Signore, la Tua Chiesa è qua, è pronta ad adorarti e a ricevere la Tua parola e la Tua grazia. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen. Questa sera voglio proseguire quanto abbiamo cominciato sabato scorso. Sabato scorso, per chi c'era, lo sa già, magari. Spero che vi ricordiate di cosa abbiamo parlato. Per chi non c'era, magari avete visto la live, che è fatta con tanta cura da nostra squadra, della regia là dietro. Ma se non ve la ricordate oppure non c'eravate, non avete visto la live, faccio un veloce riassunto di ciò di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. La settimana scorsa siamo partiti da un concetto biblico che tutti quanti noi dobbiamo avere la gioia di sapere, ovvero che Dio ama ognuno di noi. Dio ama tutti quanti noi. Tu che è la prima volta che vieni in chiesa, tu che sei in chiesa da quando sei nato, da quando sei nata, Dio ama ognuno di noi. C'è scritto questo anche in Giovanni 3,16, no? Dio ha tanto amato il mondo. Questo vuol dire che Dio non ama soltanto noi che siamo dentro la chiesa, Dio ama anche coloro che sono fuori dalla chiesa. Dio ama ogni essere vivente, ma sebbene Dio ami ognuno di noi, la Bibbia ci lascia chiaro che non tutti sono graditi a Dio. Dio ci ama tutti, sì, ma non tutti gli sono graditi. E abbiamo visto la settimana scorsa in che modo diventare graditi a Dio, adorandolo. Attraverso l'adorazione abbiamo visto questo attraverso passi come Esodo 28 che ci parlava delle vesti del sacerdote. Abbiamo visto questo attraverso i sacrifici del Levitico, dove il grasso dell'animale veniva bruciato sull'altare affinché salisse a Dio come un profumo di odore soave, a Lui gradito, no? Questa cosa si ripete anche nell'episodio di Caino e Abele, questo grasso che saliva come un'adorazione a Dio. Il giorno dopo del culto stavo facendo una grigliata con un fratello della chiesa. Gli ho detto: prendiamo un pezzo di grasso di picagna, buttiamolo dentro il fuoco, vediamo se ha questo effetto, no? Gli ho detto: ma sei impazzito a buttare il grasso della picagna dentro il fuoco? Quello va mangiato. Ma fratelli, il grasso dell'animale, ciò che saliva a Dio come un profumo di odore soave, a Lui gradito, era adorazione a Dio, e l'adorazione ci rende graditi a Dio. E essere graditi a Dio non è soltanto qualcosa che noi dobbiamo fare perché è piacevole, no? Che bello, sono gradito a Dio. Non è questo il significato dell'essere graditi. Essere graditi a Dio è qualcosa di fondamentale per la nostra vita oggi, qua, terrena, perché quando noi siamo graditi a Dio, io credo che Dio apra le porte del cielo su di noi, riversando benedizioni sulle nostre vite, compiendo miracoli, compiendo cure, facendo il sovrannaturale in mezzo a noi. Ma essere graditi a Dio è ancora più importante in vista di quella che è la nostra vita futura. Abbiamo letto la settimana scorsa un versetto, 2 Corinzi capitolo 5, versetti 9 e 10, in cui l'Apostolo Paolo scrive che dobbiamo sforzarci di gradire a Dio, perché tutti quanti noi compariremo un giorno davanti al tribunale di Cristo e lì risponderemo per chi eravamo e per cosa abbiamo fatto durante la nostra vita terrena. Quindi dobbiamo sforzarci di essere graditi a Dio, perché questo ha un peso molto grande sull'eternità. Questo è ciò di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Abbiamo terminato, se vi ricordate, dicendo che è vero, l'adorazione ci rende graditi a Dio, ma Dio non sta cercando adorazione.
Adorazione Dio ne ha a bizzeffe, si dice in italiano, non so come ne ha tantissima, ecco, lassù in cielo. Dio sta cercando adoratori. Questo è quello che Gesù rivela alla donna samaritana in Giovanni 4. Dio non cerca adorazione, Dio cerca adoratori che lo adorano in spirito e verità. Abbiamo visto quella profezia di Amos, capitolo 9, versetto 11, quando Dio rivela a Amos che la casa di Davide, la capanna, il tabernacolo di Davide sarà ricostruito. Questo tabernacolo di Davide non è solo il tempio dello Spirito Santo che vive dentro di noi, non è semplicemente questo. Il tabernacolo di Davide è la casa di adorazione a Dio. Questa casa che vive dentro di noi, questo tempio dello Spirito Santo non deve essere solo il tempio dello Spirito Santo, ma deve essere il tempio che adora lo Spirito Santo, che adora Dio, e così noi saremo graditi a Lui. E oggi voglio, come ho detto, proseguire questa parola della settimana scorsa, perché abbiamo parlato che Dio quindi cerca non adorazione, ma cerca adoratori che lo adorano in spirito e verità. E oggi voglio andare a vedere in che modo essere questi adoratori. Quali sono le attitudini che dobbiamo avere per essere adoratori? Che cos'è che ci può rendere dei veri adoratori? Se noi prendiamo versetti biblici possiamo elencare una grandissima quantità di qualità, di attitudini che noi possiamo avere per essere veri adoratori. Ma tutte queste qualità, tutti questi principi, tutte queste strutture ci riportano a due qualità principali, a due attitudini principali. E questa sera io voglio vedere queste due attitudini che poi sono interconnesse, sono legate l'una all'altra insieme a voi. Per questo, per cominciare la parola di questa sera, voglio chiedervi di aprire le vostre Bibbie, se ce l'avete, se no seguite qua dietro nel Vangelo di Matteo, capitolo 4, del versetto 1 in avanti. Vangelo secondo Matteo, capitolo 4. Ok. Dice così: allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: se tu sei il figlio di Dio, ordina queste pietre che diventino pani. Ma Gesù rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordini ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti col piede contro una pietra. Gesù gli rispose: è anche scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: tutte queste cose io te le darò se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù gli disse: vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Amen. Questo testo è un testo abbastanza conosciuto della parola di Dio, sono le tentazioni, le tre tentazioni che Satana pone a Gesù. È un testo meraviglioso perché ci può dare tantissime istruzioni, ci può dare una grande edificazione in tanti ambiti della nostra vita. Ad esempio, a me piace tanto come comincia questo testo, no? Se avete letto, puoi rimettere il versetto 1 un attimo, Alex, per piacere. Versetto 1, Matteo 4. Proprio questo. Gesù allora fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. A me piace tanto questo versetto perché non è che Gesù un giorno si è svegliato e ha detto: vado a farmi una passeggiata di 40 giorni e 40 notti nel deserto perché so che lì c'è il mio amico diavolo e starò un po' con lui. Non è andata così. Noi vediamo che lo Spirito Santo ha preso Gesù e lo ha messo nel deserto, là dove c'era il diavolo, là dove c'era Satana, e l'ha messo lì per
essere tentato da Satana. E questo penso, fratelli, che è una figura per i nostri giorni, un insegnamento per le nostre vite, soprattutto per chi ambisce, per chi desidera a una vita ministeriale, a una vita di sacerdozio, a un incarico, non dico all'interno della Chiesa, ma più in generale nel regno di Dio. Perché qua vediamo che lo Spirito Santo ha preso Gesù e l'ha messo nel deserto. Se vi ricordate, Gesù non aveva ancora cominciato il suo ministero qua. Gesù, di quello che sappiamo secondo i Vangeli, noi sappiamo della nascita di Gesù, sappiamo che dopo circa 2 anni i magi lo vanno a trovare, poi c'è un salto di quasi 10 anni finché quando vediamo Gesù dodicenne nel Tempio, e poi c'è un salto di quasi 20 anni. Gesù ha 30 anni e si fa battezzare da Giovanni Battista. Gesù viene battezzato da Giovanni Battista, lo Spirito Santo scende su Gesù rivestendolo di potenza, rivestendolo di potere sovrannaturale, e dopo questo Gesù non va a predicare il Vangelo. Dopo questo rivestimento dello Spirito Santo Gesù non va a compiere i miracoli, Gesù non va a fare guarigioni. Dopo questo, la prima cosa che succede nella vita ministeriale di Gesù è questo episodio. Gesù è rivestito dallo Spirito Santo, lo Spirito lo prende e lo mette nel deserto per essere tentato dal diavolo. L'Apostolo Paolo ci scrive nella lettera a Timoteo le qualità di un buon presbitero, di un buon diacono, di coloro che governano la Chiesa. E c'è una qualità che è in comune a tutti i governanti della Chiesa, tutti coloro che ambiscono a un ruolo ministeriale. Paolo dice così: ognuno di loro sia prima provato, e se supera la prova, allora cominci il suo ministero. Per questo io vi dico che questa è una parola per tutti coloro che ambiscono a un ruolo ministeriale, che ambiscono a diventare pastori, a diventare leader, a diventare ministri, a lavorare in chiesa e a lavorare in generale nel regno di Dio. Fratelli, ognuno di noi sarà provato prima di cominciare il suo ruolo, prima di iniziare veramente la sua vita ministeriale. Forse qualcuno ha già cominciato la sua camminata ministeriale, ma ancora non ha cominciato la vera vita ministeriale che Dio ha davanti a lui, perché prima che questo avvenga, Dio ti proverà. Dio ti proverà, lo Spirito Santo ti proverà. Per questo l'Apostolo Giacomo nella sua lettera scrive: rallegratevi delle prove, gioite delle afflizioni, rallegratevi delle tribolazioni, perché tutte queste sono cose che Dio vi dà affinché voi possiate ottenere costanza, affinché voi possiate ottenere perseveranza, affinché possiate essere capacitati per compiere una vita ministeriale davanti a Dio e davanti agli uomini di potenza. È lo Spirito Santo che ci mette davanti alla prova. È lo Spirito. Tante volte diciamo: Satana mi ha fatto questo, Satana mi ha fatto questo. Sì, Satana nel deserto c'è, ma è lo Spirito Santo che ci mette nella prova per vedere se noi siamo adatti, per vedere se noi siamo preparati. Non perché Lui veda, no? Lui sa tutto, lo Spirito Santo è Dio, è onnisciente, onnipresente, Lui sa tutto. Chi deve vedere? Prima di tutto noi dobbiamo vedere. Noi stessi dobbiamo confrontare noi stessi e vedere se siamo preparati, vedere se ce la facciamo, vedere se abbiamo veramente fede, vedere se veramente amiamo Dio sopra ogni cosa. E poi chi? Tutte le persone che sono intorno a noi, tutte quelle persone che vedendoci nella prova e vedendoci superare la prova potranno dire: questo sì, lui ce l'ha fatta, è stato nella prova, ha camminato nel deserto, ha visto Satana, è stato tentato, ma non è caduto, ha conservato la fede, ha perseverato. Lei sì, lei è un esempio, ha combattuto nel deserto e non è caduta, ha continuato, ha perseverato. Questa è una persona da cui prendere esempio. Questa è una persona che può essere un leader sulla mia vita. Questa può essere una persona che può essere una guida spirituale per me. Lo Spirito Santo ci mette nel deserto per vedere se siamo adatti a compiere la nostra vita ministeriale. Gesù esce da quel deserto e da quel momento non si ferma più. Compie miracoli, compie guarigioni, predica il Vangelo. Così anche noi, fratelli, tutti quanti noi. E questo non è per metterti paura, non sto profetizzando né promettendo questo sulla tua vita, ma biblicamente e
esperienza parlando, il deserto arriverà. Per ognuno di noi il deserto arriverà, per ognuno di noi che desidera questa vita ministeriale. Se non è già arrivato, arriverà. Ma questa è una parola per dirti: non cadere in mezzo al deserto, non farti fermare dalla prova, non farti fermare dalle afflizioni, dalle tribolazioni, dalla solitudine, dalla depressione, dall'ansietà, da qualsiasi arma esterna o interna il nemico vorrà usare per farti cadere nel deserto. Non farti fermare, perché superata la prova c'è un ministero di potenza, di gloria e di fuoco che ti aspetta. E Dio ha già preparato grandi opere davanti a te affinché tu le possa preparare. Amen. 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 Comunque non volevo predicare su questo, andiamo avanti. Voglio vedere queste 3 tentazioni di Satana. Sono 3 tentazioni che sono già state molto interpretate, molto discusse. Sicuramente molti di voi hanno già sentito tante predicazioni su queste tentazioni e non voglio aggiungere interpretazioni ulteriori. Molte di queste sono molto belle, ci sono interpretazioni che ci mostrano come Gesù è stato tentato nelle 3 aree della nostra vita, nel corpo, nell'anima e nello spirito, attraverso queste 3 tentazioni. Ma come ho detto, non voglio discutere le tentazioni in sé. Ciò su cui mi voglio concentrare questa sera è una piccola analisi grammaticale del testo. E ho confrontato le Bibbie in italiano, in portoghese, in spagnolo, quindi qualsiasi lingua voi parliate, il testo dirà le stesse cose. Se noi andiamo a vedere le tentazioni di Satana, nella prima, quella dei pani, Satana dice così: se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Se tu sei figlio di Dio, ordina. Sapete cos'è questo? Secondo la grammatica italiana, questo è un verbo in modo imperativo. Il verbo in modo imperativo si usa quando si vuole dare un comando, quando si vuole dare un ordine, quando si vuole imporre qualcosa a qualcuno. I comandanti, i generali dell'esercito usano il modo imperativo, a cui si risponde sì signore. I re usano il modo imperativo. Guardate la seconda tentazione. Satana disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, gli darà ordine ai suoi angeli. Gettati. Sapete che modo verbale è questo? È sempre imperativo. Per 2 volte di fila Satana non sta dicendo: Gesù, tu sei onnipotente, potresti trasformare i pani e le pietre in pane, potresti buttare giù. Non sta dicendo potresti. Satana sta dicendo: fallo, io ti ordino di farlo. Soltanto nell'ultima delle 3 tentazioni Satana cambia il tono e dice: se mi adori, se ti prostri davanti a me, io ti darò tutte queste cose. Ma nelle prime 2 il tono che Satana usa è completamente diverso. Lui vuole che Gesù obbedisca al suo ordine. Lasciamo un attimo da parte questo e pensiamo una cosa: qual è lo scopo, qual è l'obiettivo verso di noi di Satana? Cos'è che Satana vuole da noi, per noi? Qual è l'obiettivo verso di noi? Molte volte associamo l'agire di Satana a quello che Gesù dice in Giovanni 10:10, no? Anche se lì letteralmente Gesù non sta parlando di Satana, sta parlando di un altro contesto, ma Gesù dice così: il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Noi solitamente associamo queste parole a Satana, come ho detto il contesto non parla di questo, ma possiamo sicuramente intravedere in queste 3 cose l'agire di Satana nella nostra vita. Satana vuole rubare, Satana vuole distruggere, Satana vuole uccidere nelle nostre vite. Che cosa Satana vuole rubare? Il nostro portafoglio? No. Satana vuole rubare la nostra salvezza. Che cosa Satana vuole distruggere? Le nostre famiglie, senza dubbio. Satana vuole distruggere i nostri matrimoni, Satana vuole distruggere le nostre relazioni con i nostri figli, con i parenti, con amicizie. Satana vuole distruggere la nostra vita ministeriale. Satana vuole distruggere tutto della nostra vita. Ma perché lo vuole fare? Semplicemente per poi dire: guarda quei 2 lì,
erano sposati, adesso sono divorziati. O per dire, quello lì era pastore, adesso non lo è più. Quello lì era leader, adesso non lo è più. Guarda come sono stato bravo. È questo il desiderio di Satana, ridere di noi successivamente? Non è questo. Satana vuole distruggere la nostra vita, perché ciò che lui fa oggi può avere un impatto nella nostra vita futura. Satana vuole distruggere la nostra vita affinché noi ci allontaniamo da Dio, affinché noi lanciamo la colpa di quello che è successo su Dio, affinché noi entriamo in uno stato di depressione che ci allontana da Dio, affinché la nostra vita possa avere conseguenze non solo oggi, ma eterne. Satana vuole ucciderci, sì, ma non vuole ucciderci fisicamente. Prendiamo l'esempio di Giacomo, il nostro presbitero Giacomo. È integro, è retto, teme Dio, prega, legge la Bibbia. Sto riempiendo di elogi perché dopo mi darà un po' di soldi, ma Giacomo è una persona molto retta. Io sono sicuro che il suo nome è scritto nel libro della vita. Secondo voi Satana ha interesse a ucciderlo oggi? Non ce l'ha. Perché? Un'altra anima che raggiungerà Dio nel paradiso. Satana non ha interesse a togliere la nostra vita fisica. Satana ciò che vuole è togliere la nostra vita eterna. Vuole riempire l'inferno di anime dove bruceranno insieme a lui per l'eternità. Questo è il desiderio ultimo di Satana. Non vuole che noi arriviamo a vivere l'eternità, e per fare questo ruba, distrugge e uccide nel mondo spirituale la nostra vita. E fa tutto questo per fare tutto questo lui ci allontana da Dio. Perché? Perché l'unico modo che Satana ha per far sì che questo avvenga è allontanarci da Dio. L'unico modo che Satana ha per farci perdere la salvezza è allontanarci da Dio. L'unico modo che Satana ha per farci perdere l'eternità è che noi un giorno ci svegliamo e diciamo: io non riconosco più Dio come Signore della mia vita. Io disconosco Gesù dall'essere il Signore della mia vita. C'è scritto in Romani capitolo 10 versetto 9: se con la bocca avrai confessato Gesù come tuo Signore e con il cuore avrai dichiarato, avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Ora, se per essere salvati noi dobbiamo riconoscere che Gesù è il nostro Signore, per perdere la salvezza noi dobbiamo disconoscerlo come Signore delle nostre vite. E quello che Satana vuole fare è proprio questo, che noi non riconosciamo più Gesù come il nostro Signore. Vuole che noi cominciamo a correre dietro ad altri signori, vuole che noi cominciamo ad adorare altri signori, altre divinità. E per altre divinità non sto ovviamente parlando di quei dei mitologici dell'antichità. Le altre divinità sono tutte quelle cose che occupano il primo posto del nostro cuore. Tutto ciò che occupa il primo posto della tua vita, la priorità della tua vita, se non è Dio, è una divinità che tu stai adorando. E fratelli, per essere veri adoratori che adorano in spirito e verità, adoratori accettati da Dio, noi non possiamo avere queste divinità che primeggiano nel nostro cuore. Noi dobbiamo adorare solamente a Lui. C'è scritto in Geremia il capitolo 7, versetto 21 se non sbaglio, versetto 21. Geremia è un profeta che ha profetizzato nel periodo più buio del popolo di Israele, probabilmente. Il popolo di Israele era un popolo che in quel periodo stava adorando altri dei, stava facendo altari, altre divinità, addirittura facevano dei fuochi e ci lanciavano dentro i loro figli e le loro figlie in onore di queste divinità. E ogni tanto si ricordavano di questo Dio, no? Di Yahweh, dell'Eterno. E allora prendevano dei sacrifici, prendevano degli olocausti e li consacravano a Lui. Ogni tanto si ricordavano. Ma Dio parla a Geremia e gli dice così: così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: aggiungete i vostri olocausti ai vostri sacrifici e mangiatene la carne. Questa è la versione che noi leggiamo solitamente in chiesa. Voglio prendere un'altra versione che secondo me si capisce meglio, la versione
della Bibbia interconfessionale. Così dice il Signore Dio di Israele: mangiatevi pure tutta la carne dei vostri sacrifici, anche quella che siete soliti bruciare completamente in mio onore. Ovvero, io non voglio più quello che voi mi state dando. C'è una versione che cercherò di tradurre, perché il testo qua in inglese, la versione The Message, c'è anche in portoghese, che è ancora più chiara in questa. Dice così: questo è il messaggio del Dio degli eserciti, il Signore di Israele. Forza, buttate pure i vostri olocausti insieme alle vostre offerte di sacrificio e fatene un buon pasto per voi, perché io di certo non li voglio. Questa era l'adorazione a Dio. Loro stavano adorando Dio, sì, stavano adorando nel modo che Dio voleva che fosse adorato. Sì, stavano facendo i sacrifici col grasso, bruciati sull'altare, ma questo popolo aveva un problema. Loro hanno messo Dio al secondo, al terzo, al quarto, al quinto posto del loro cuore. E questi sacrifici di adorazione che offrivano, Dio non li accettava più. Quando Satana, con il suo agire, con le sue trappole, riesce a far sì che Gesù non sia più il Signore della nostra vita, non sia più al primo posto della nostra vita, anche se noi adoriamo per essere graditi a Lui, la nostra adorazione sarà come quell'adorazione che ha profetizzato Isaia, come quell'adorazione di cui Gesù incolpava i farisei. Questo popolo mi adora con le sue labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Gesù non accetterà questa adorazione, così come Dio non accettava l'adorazione del popolo di Israele. Se noi vogliamo che la nostra adorazione sia gradita a Dio, noi dobbiamo vivere un principio fondamentale della nostra vita. Lui deve essere il Signore e a Lui dobbiamo ogni obbedienza. C'è un testo che ci parla di questo molto chiaramente. Nel primo libro di Samuele, capitolo 15, ci parla del secondo peccato del re Saul. Saul era re su Israele e un giorno Dio gli dice: Saul, vai a conquistare questo popolo, il popolo degli Amalechiti. Sono un popolo che al tempo di Mosè ha commesso un grande peccato contro di me. Io voglio che tu vai là e lo stermini completamente. Uccidi tutti gli uomini, tutte le persone, uccidi anche gli animali di questo popolo. Non voglio più vedere questo popolo, sterminato, via. Saul va in guerra, vince la guerra, uccide il popolo, lascia vivo solamente il re del popolo e alcuni animali per fare dei sacrifici a Dio. Il profeta Samuele allora va a trovare Saul dopo questa guerra e gli dice: Saul, hai fatto quello che Dio ti ha detto? Sei andato, hai sterminato il popolo? Saul dice: sì, lo sai, sono bravo in guerra, io li ho sterminati tutti, ho lasciato vivo soltanto il loro re, così per trionfare un po', e basta, tutti gli altri sono morti. E Samuele gli dice: ma come mai allora sto sentendo questo belare di pecore? Come mai sto sentendo questo rumore di animali? Hai lasciato vivi anche gli animali? E Saul, no, per discolparsi, dice: sì, ma guarda che idea che ho avuto, Samuele. Gli ho lasciato vivo un po' di animali, i più belli del gregge, per fare dei bei sacrifici a Dio. E allora Samuele risponde così a Saul: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'obbedire alla sua voce? No, l'obbedire è meglio del sacrificio. Dare ascolto a Lui vale più che il grasso dei montoni. Infatti la ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Poiché tu hai rigettato la parola del Signore, anch'egli ti rigetta come re. In questo testo ancora una volta vediamo questa associazione tra il grasso dell'animale e l'adorazione che sale a Dio, ma soprattutto in questo testo vediamo quanto l'adorazione ci può sì rendere graditi a Dio, ma se non c'è una struttura alla base dell'adorazione, e questa struttura deve vivere dentro di noi, e è una struttura di obbedienza, quell'adorazione non sarà gradita.
l'adorazione a Dio senza obbedienza a Dio è un'adorazione vana, è un'adorazione vuota, è un'adorazione che Dio non accetta. Fratelli, se noi vogliamo essere veri adoratori che adorano in spirito e verità, dobbiamo capire una cosa: noi dobbiamo diventare obbedienti a Dio. È per questo che Satana in quelle tentazioni del deserto dice: Gesù, gettati giù, Gesù, fai questo, verbo imperativo, devi farlo, è un ordine. Perché? Perché Satana, come prima cosa, fratelli, lui cercherà di distruggere la nostra struttura di adoratori, per colpirci, per farci cadere, per far sì che il signorio di Cristo possa cadere nelle nostre vite. Lui cercherà di colpire come prima cosa la nostra struttura di adoratori. Lui cercherà di far sì che noi cominciamo a obbedire a dei stranieri. Lui comincerà a far sì che noi cominciamo ad obbedire a filosofie, che noi cominciamo a obbedire a idee politiche, che noi cominciamo a obbedire a tutto ciò che va contro la legge di Cristo. Questo è quello che lui cercherà di fare. È per questo motivo che lui comincia queste tentazioni in questo modo, ma noi sappiamo che Gesù resiste, che Gesù non cade, che la struttura di adoratore di Gesù non è scalfita. E allora, come ultima tentazione, molti dicono che sia l'adorazione più brutta che Satana gli fa: adora me, no? Perché il primo comandamento dice: adorerai Dio, no? Soltanto Dio, lo amerai sopra ogni cosa. Ma io vedo questa terza tentazione come un po' il jolly, diciamo, no? Ormai Satana aveva solo tutto da perdere, ha detto: boh, io non riesco a farti crollare come adoratore, non riesco a fare crollare la tua struttura di obbedienza. Allora guarda, qui ci sono tutti i regni del mondo, tutta la loro gloria, tutto quello che ho io te lo do, però dai, adorami. Ma sapete cosa ci rivela questa storia? Che coloro che hanno una struttura di obbedienza, coloro che hanno una vera struttura di adoratori, mai cadranno davanti alle tentazioni del nemico, mai cadranno contro le tentazioni di Satana. Coloro che hanno una struttura di obbedienza non si faranno piegare dalle tentazioni. Coloro che hanno una struttura d'obbedienza non si faranno piegare dal peccato. Coloro che riconoscono Gesù come Signore delle loro vite, come Re delle loro vite, come Padrone dei loro giorni, non si faranno piegare da nessun'arma che il nemico userà nei nostri deserti. Noi dobbiamo cominciare a riconoscere Gesù come unico Signore delle nostre vite. Lui è Dio. Lui è Dio sui nostri giorni, Lui è Dio nei nostri cuori, Lui è Dio sulle nostre case, Lui è colui che ci sostiene, Lui è colui che ci dà tutto ciò che abbiamo, Lui è colui che ci permette di respirare quando ci svegliamo al mattino. Noi dobbiamo dire: sì, Signore, io ti riconosco come Dio sulla mia vita, come Signore sulla mia vita. Certo, Lui è il nostro Salvatore, sicuramente noi dobbiamo riconoscerlo come questo, ma prima di essere il nostro Salvatore, Lui è il nostro Signore, Lui è il nostro Dio, Lui è colui che governa i nostri giorni. E se noi intendiamo questo, noi siamo sulla buona strada per essere adoratori, che adorano in spirito e verità, perché noi acquistiamo una struttura di obbedienza solo quando riconosciamo che Gesù è Signore sulle nostre vite. A chi noi prestiamo obbedienza? Solo a chi è più in alto di noi. A chi noi rendiamo obbedienza? Soltanto a chi è Signore su di noi. C'è una legge biblica che è molto interessante. In Esodo al capitolo 21 ci parla di questa legge e ci dice che quando un ebreo, un giudeo aveva uno schiavo, questo schiavo sarebbe stato schiavo solo alcuni anni, non tutta la vita. E finiti questi anni di schiavitù, poteva essere libero, poteva tornare a essere libero. Ma la legge dice così: se questo schiavo, per amore al suo padrone, decide di non tornare in libertà, si sarebbe
messo un orecchio sulla porta, il suo orecchio sarebbe stato bucato e lui sarebbe stato di quel padrone per sempre. C'è una frase che questo schiavo avrebbe dovuto dire. Esodo 21 al versetto 5. Puoi metterla qua per piacere, Esodo 21, 5. Possiamo leggere insieme questa dichiarazione che faceva questo schiavo, uno schiavo per amore. Ma se lo schiavo fa questa dichiarazione: io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli, e io non voglio andarmene libero. Se lo schiavo dichiarava che amava il suo padrone e che non voleva tornare in libertà, lo schiavo sarebbe rimasto schiavo di quel padrone per sempre. Ora, secondo voi questo schiavo sarebbe diventato figlio del padrone? No. Secondo voi questo schiavo avrebbe ereditato una qualche eredità dal padrone? No. Allora qual è il senso di questo schiavo restare sotto la schiavitù? Poteva essere libero, no? Tutti quanti, figurati, finita la schiavitù vorrebbero correre via dalla schiavitù, essere in libertà. Che qual era questo senso? Perché lo schiavo amava il suo padrone e in fondo al suo cuore sapeva che quello che stava vivendo lì era la vera libertà. Fratelli, questo testo è una figura per il tempo presente. Questo testo è qualcosa che noi dobbiamo intendere come nostro. Gesù ci ha comprato e ci ha comprato con il suo sangue sulla croce. E a partire dal momento che Lui ci ha comprato, noi siamo diventati Suoi schiavi. Per questo Paolo si dichiara: io schiavo di Cristo. Però sai, Gesù ci dà la libertà di dire: io ti ho comprato, tu sei mio, tu sei mio figlio, tu sei mia figlia, sei mio schiavo, ti ho comprato. Adesso ti dico a te, cosa vuoi fare? Vuoi prendere questa libertà che io adesso ti do e andartene lontano? Oppure vuoi essere come questo schiavo dall'orecchia bucata e resti sotto il mio signorio per tutta la vita? Questa è la scelta che Dio ci chiede di fare. E forse noi potremmo pensare: ma è meglio non stare sotto il signorio di Dio, è meglio essere liberi, andare per il mondo e fare ciò che ci piace, no? Ma quando noi intendiamo che la vera libertà è stare sotto la schiavitù di Cristo, allora lì possiamo compiere la nostra scelta. Quando noi intendiamo che Lui ci ha comprato non per usarci ma perché ci ama, allora lì possiamo fare la nostra scelta. Quando noi intendiamo che col suo sangue Lui non solo ci ha comprato ma ci ha liberato dal peccato, ci ha liberato dalla morte eterna e fino a oggi ci può liberare da vizi, ci può liberare da malattie, ci può liberare da malattie fisiche e da malattie spirituali, da depressioni, da ansietà, da qualsiasi tipo di malattia, ci può liberare da influenze demoniache sulla nostra vita, ci può liberare da qualsiasi cosa. Col suo sangue Lui ci può liberare. E quando noi intendiamo questo, che non siamo veramente schiavi ma siamo più liberi con Lui, allora lì possiamo fare la nostra scelta. E io vi consiglio di scegliere di essere lo schiavo o la schiava dall'orecchia bucata. Ma quando noi compiamo questa scelta, dobbiamo renderci conto che ci sono delle responsabilità. Essere schiavo di Cristo significa donarsi completamente a Lui. Essere sotto il suo signorio significa donarsi completamente a Lui. Se un padrone ha uno schiavo, il padrone non potrà dire allo schiavo fai questo e lo schiavo dirà no, non mi va. Se il padrone dice allo schiavo sposta questa cassa, lo schiavo potrà dire no, non mi va. Lo schiavo deve fare ciò che il padrone gli dice di fare. Lo schiavo deve essere ubbidiente e ubbidiente fino alla morte a quelli che sono gli ordini del suo padrone. Così, fratelli, vale anche per noi.
se noi decidiamo di essere sotto il signorio di Cristo, una legge di libertà, una vita di libertà in Lui, noi dobbiamo sapere che ci sono delle responsabilità. Consegnarsi a Lui è la prima cosa che noi dobbiamo fare. Consegnarsi a Dio con tutto il nostro cuore, consegnarci a Dio con gioia. Non perché ha un peso, non perché Lui è il mio padrone, dovrò. No, consegnarci a Dio con gioia. Questo è ciò che fa lo schiavo per amore. Noi abbiamo deciso di essere con Lui, allora facciamo tutto quello che Lui ci chiede e anche di più. C'è un passo bellissimo nelle lettere in cui l'Apostolo Paolo sta facendo una colletta per la Giudea. No, per la regione della Giudea, perché la regione della Giudea stava passando per una carestia. E allora Paolo è andato di chiesa in chiesa a chiedere un po' di soldi. È andato a Corinto: avete un po' di soldi da dare alla Giudea? È andato in Galazia: avete un po' di soldi da dare alla Giudea? C'è bisogno di una colletta. Finché a un certo punto gli arriva un messaggio da una chiesa della Macedonia. Si pensa se fosse la chiesa di Filippi. E questa chiesa dice: Paolo, vogliamo aiutare anche noi, abbiamo saputo che stai facendo una colletta, stai tirando su un po' di soldi per questa regione della Giudea, vogliamo aiutarti anche noi. Paolo gli dice: no, guarda, da voi no, vi ringrazio, ma voi siete una chiesa piccola, so che siete un po' poveri, non avete tanti soldi, tenete i vostri soldi per voi, per pagare il vostro affitto, per fare le vostre cose. Io chiederò alle chiese che hanno più soldi. Ma quando Paolo gli risponde così, questa chiesa gli scrive ancora: Paolo, vogliamo veramente aiutare, lasciaci aiutare. Paolo: no. E questi: sì, dai, ti prego, vogliamo aiutare. Insomma, questa conversazione non c'è nella Bibbia, me la sto inventando io, non preoccupatevi. Ma Paolo scrive così, che questa chiesa della Macedonia ha chiesto insistentemente di dare il loro contributo. Per questo ho inventato questa conversazione. Ha chiesto insistentemente, anche se non avevano possibilità, anche se erano poveri, e alla fine Paolo dirà che questa chiesa ha dato più di quello che poteva dare. Si è donata più di quello che poteva donarsi, ha dato non solo se stessa ma anche di più, e lo ha fatto con gioia. E questo è quello che noi dobbiamo fare se accettiamo di stare sotto il signorio di Cristo, dare tutto quello che possiamo. C'è una storia in cui Maria va ai piedi di Gesù e sui suoi piedi versa l'olio più profumato, più costoso che c'era, e poi prende i suoi capelli e con i suoi capelli asciuga i piedi di Gesù. In questo episodio noi vediamo un'adorazione completa a Gesù e un consegnarsi completamente a Lui. Consegnare ciò che di meglio abbiamo sotto il punto di vista materiale, sotto il punto di vista spirituale, ma anche di noi stessi. Lei ha preso i suoi capelli per asciugare i piedi di Gesù. Si è consegnata interamente a Lui. Quando noi ci consegniamo interamente a Lui, noi veramente stiamo assumendo una forma di veri adoratori. Perché essere veri adoratori parte da due principi principali: essere obbedienti a Dio, perché si riconosce in Lui l'unico e solo Signore delle nostre vite. Amen. Possiamo alzarci in piedi? Chiedo al gruppo di lode se può aiutarci in questa parte finale. Fratelli, l'adorazione è ciò che ci rende graditi a Dio, e essere graditi a Dio apre le porte del cielo per noi. Ma la nostra adorazione deve avere qualcosa di fondo, deve avere una struttura di fondo. Dio, abbiamo visto, non accetta qualsiasi adorazione. Dio accetta un'adorazione fatta da un cuore in cui Lui è il Signore, da un cuore che lo considera come il Re della propria vita,
da un cuore che lo mette al primo posto. E mettere Dio al primo posto significa obbedire a Lui, obbedire alla sua legge, obbedire ai suoi comandamenti. E la legge di Cristo non è così facile, fratelli, ma ci ha dato la grazia per darci la possibilità di riuscire in tutta questa legge. E non è solo questo. Se noi vogliamo essere veri adoratori, riconoscendo Lui come nostro Signore, noi dobbiamo consegnarci interamente a Lui, consegnare la nostra vita, consegnare i nostri sogni a Lui, i nostri progetti a Lui. E questo non è sempre bello, perché lo schiavo per il padrone non fa tutto quello che gli piace. Se il padrone gli dice fai un lavoro pesante, lo schiavo deve farlo, anche se lo fa per amore, anche se è schiavo per amore. Così vale anche per noi. Non sempre quello che Dio ci dirà di fare sarà qualcosa che ci piacerà, ma noi lo faremo perché amiamo Dio. Oggi è tornato in chiesa il nostro caro Giampaolo dopo alcune settimane e si è messo in un brutto affare oggi, no? Perché sapevo che questa settimana le sorelle che si occupano delle pulizie della chiesa, che ringrazio infinitamente per il loro lavoro, oggi ancora di più, sapevo che questa settimana non erano riuscite a venire a fare le pulizie per un problema con le chiavi. Ma in realtà, fratelli, vi assicuro, fino a quando non sono entrato da questa porta ho sperato, Signore, fai che veramente siano riusciti in qualche modo a venire e io non lo sappia. Ma quando sono entrato dalla porta ho visto che effettivamente non c'era state le pulizie durante la settimana. Allora ero io insieme a Giampaolo che siamo arrivati, io subito mi sono messo a pulire. Giampaolo, vedendomi pulire, ha cominciato a pulire anche lui. È venuto in chiesa per lavorare oggi, veramente. Io ero qua che pulivo, andavo di là, lui era là che lavava i piatti senza dirmi niente, lavava i piatti, asciugava, metteva in ordine. Fratelli, sinceramente, non ditelo all'Andrea, spero che non vedrà la live, ma a me non piace fare le pulizie. Ma nonostante non mi piace fare le pulizie, io ho amore per Dio, ho amore per questa casa, ho amore per ognuno di voi. E ho piacere che quando voi veniate in chiesa la sera questa chiesa sia pulita. Ho piacere che tutto il culto possa andare in un modo eccellente, prima di tutto per Dio, ma anche per tutti quanti noi. Per questo oggi, finché pulivo la chiesa, non è che stavo impazzendo di gioia, no? Ma avevo gioia nel mio cuore, di fare qualcosa perché amo Dio. Amo Dio. E se noi siamo disposti a dire io rinuncio alla mia libertà perché amo Dio, probabilmente noi saremo più liberi di coloro che rinunciano al signorio di Cristo per avere la loro libertà. Diventiamo schiavi per amore, diventiamo quei servi dall'orecchio bucato, diventiamo adoratori, obbedienti, che adorano in spirito e verità. Amen. Preghiamo insieme, poi adoriamo il Signore. Signore Gesù, ti ringrazio, Signore, per questa serata, ti ringrazio, Signore, per questa parola. So, Signore, che ci sono cuori che avevano bisogno di sentire il tuo tocco questa sera, il tuo spirito, e io ti chiedo, Signore, che la tua parola possa mettere un seme di fede che possa crescere affinché ognuno di noi possa diventare quell'adoratore che tu stai cercando, che, Signore, tu possa scrutare verso questa chiesa e vedere in noi una chiesa che ti è gradita, una chiesa che ti è gradita per l'adorazione che ti fa, ma soprattutto una chiesa che ti è gradita perché ti riconosce come Signore delle nostre vite. Noi vogliamo dichiarare questo: noi ti amiamo e rinunciamo a qualsiasi cosa e lo facciamo con allegria perché tu sei il nostro Dio, tu ci hai comprato, noi siamo tuoi servi, rinunciamo a qualsiasi cosa per te, ci arrendiamo davanti a te, noi siamo tuoi, fai di noi quello che vuoi. Ti ringraziamo, Signore, ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.